inculcare la lettura nei più giovani e oggi si inaugura la Casa del Libro qui a Fontanella. Oggi è un momento di arrivo, di conclusione di un percorso di promozione della lettura che abbiamo avviato lo scorso anno, ma al tempo stesso è un punto di partenza per una campagna di promozione alla lettura, alla comprensione di quello che accade nel mondo a partire dagli scritti, dalla capacità di sapere interpretare i testi, per rendere questi nostri alunni sempre più liberi e più consapevoli. Quest'anno e nel prossimo triennio, nel nostro piano triennale dell'offerta formativa, stiamo inserendo la promozione della lettura come una scelta strategica e prioritaria, perché riteniamo che sia fondamentale per mettere questi ragazzi nelle condizioni di poter affrontare la complessità del mondo. Riuscire a leggere, a capire, a comprendere, a orientarsi, credo sia il contributo più significativo che la scuola può apportare per la crescita e la formazione delle nuove generazioni. Professoressa, quanto è importante la lettura per i ragazzi e quali sono le iniziative che lei sta portando avanti nelle sue classi? La lettura è fondamentale nella formazione di ognuno di noi, non solo formazione culturale ma soprattutto umana, perché attraverso la lettura possiamo conoscere mondi che forse non vedremo mai. E poi la lettura, secondo me, abitua i ragazzi al ragionamento, ad essere più profondi, perché leggendo, insomma, lo scopo è di capire quello che si legge, ma soprattutto la lettura deve essere libera, deve essere una scelta, non deve essere mai imposta. Infatti dico sempre ai miei ragazzi: avete tutti il diritto di chiudere un libro subitissimo nel momento in cui vedete che quella cosa non vi sta interessando, perché deve essere proprio un piacere leggere. Io nella mia classe quest'anno ho avuto l'idea di coinvolgere i ragazzi in un'iniziativa appunto di lettura, per invogliarli alla lettura. Abbiamo creato una biblioteca di classe con l'apporto di libri da parte mia e da parte dei ragazzi, e spero di realizzarla nel senso che 3 volte a settimana, sempre alla terza ora, leggeremo per 15-20 minuti tutti insieme in silenzio, e anche l'insegnante leggerà con loro per trasmettere appunto anche ai ragazzi questa passione della lettura. Lei è un abitante del quartiere di Fontanella che oggi ha portato 2 libri e il suo contributo è un gesto simbolico. Sì, e sono orgogliosa di essere qui e di poter contribuire a questa bellissima iniziativa. Anche se Fontanelle possiede già una sua biblioteca, però il fatto che i libri vadano verso i ragazzi, gli adulti, gli anziani è veramente bellissimo. Approvo pienamente. Ruggero, qual è la tua esperienza con la lettura? Allora, la mia esperienza con la lettura non è molto conosciuta perché io non sono un gran lettore. Qual è l'ultimo libro che hai letto? Allora, l'ultimo libro che ho letto, quello che ho letto completo non me lo ricordo, però quello che ho letto un bel po' è stato un libro storico che parla della caduta di Hitler, del governo di Hitler. E poi, mentre il libro che sto iniziando proprio ora a leggere parla dell'Iliade. Stefana, qual è l'ultimo libro che hai letto? L'ultimo libro che ho letto è stato Vicino all'orizzonte. L'ho letto perché è una storia che mi appassiona molto, è una storia che parla di amore. Questo libro parla di un amore che lui ha all'ADS. Lei lo ama, ma vuole sempre restare con lui. Leggere per me è una cosa bella, anche se non sono una grande lettrice. Anche se mi sfogo leggendo, quindi leggere è una cosa bella. Pensi che questa casa del libro possa incentivarti a leggere di più? Sì.